cittadino ha bisogno del pronto soccorso. Quello che noi vogliamo dire è che i finanziamenti devono andare al pubblico e non al privato, perché se noi inneschiamo un circolo vizioso per cui le carenze del pubblico innescano finanziamento al privato, il che fa degradare ulteriormente il pubblico e che a sua volta innesca finanziamenti al privato. Dobbiamo uscire da questa situazione. In particolare sul pronto soccorso il problema non è in realtà un problema ospedaliero, è un problema di carenza di medicina di territorio, perché il ministro Schillaci, che dava i dati relativi agli accessi al pronto soccorso, ha riportato che il 12% di tutti gli accessi al pronto soccorso, che sono 17 milioni all'anno, il 12% è riferibile ai codici bianchi e il 50% è riferibile ai codici verdi. Quindi insieme codici bianchi e codici verdi, cioè le situazioni di patologia molto bassa o addirittura non patologia, occupano 2 casi su 3 degli accessi. Ecco perché i pronto soccorsi sono intasati. Se ci fosse una medicina territoriale con i medici di medicina generale, i pediatri di pubblica scelta e le strutture ambulatoriali, le case di comunità e gli ospedali di comunità, che sono strutture intermedie fra il domicilio e l'ospedale, avremmo risolto in un momento il problema dei sovraccarichi dei pronto soccorsi. Bisogna incentivare la diagnosi precoce, bisogna incentivare la prevenzione. Allora, se in Italia, dato accertato dall'Istat, nel 2023 ci sono stati 4.023 tumori, di questi 4.023 tumori, il 40%, quindi fatevi i conti, no, sono 1.600, mi pare, sarebbero stati curati in maniera non invasiva, cioè con una piccola chirurgia anche in anestesia locale, con un trattamento fast, velocissimo, di guarigione assoluta, senza conseguenze. Bisogna assolutamente pagare di più il personale, i soldi ci sono. Come ho detto prima, se tu dai 8 miliardi per comprare dei Leopard, non puoi negare 400 milioni per l'assistenza ai disabili, capito? Dicendo che la coperta è corta e si fa quel che si può. Cioè tu devi dare delle priorità. La priorità è la salute del cittadino. Credo che questo sia una cosa assolutamente non trascurabile. Mercoledì prossimo faremo un flash mob davanti alla sede del comune di Castelfranco per denunciare l'ulteriore decurtazione di organico per quanto riguarda il Dipartimento della Salute Mentale, in particolar modo per quanto riguarda i servizi territoriali. E siccome il disagio mentale sta aumentando in maniera esponenziale, noi crediamo che invece gli organici vadano assolutamente rinforzati.